Da una difficoltà abbiamo colto un'opportunità, a dirlo il sindaco di Castelgomberto Davide Dorantani, che ha abbracciato la possibilità di implementare lo smart working con l'obiettivo di ottenere maggior flessibilità, rapidità e disponibilità nell'evadere le domande dei cittadini. Con questa idea abbiamo aderito a un progetto finanziato dalla Regione Veneto che consente di implementare lo smart working e ci consente anche di rielaborare, di avere delle consulenze per i processi formativi all'interno del comune. Amministrazione agile ed efficiente con lo smart working che viene adottato anche a Cornedo Vicentino nell'ambito di un progetto finanziato dalla Regione. Siamo tra i pochi comuni che si sono aggiudicati il finanziamento e con questi soldi non solo formeremo il nostro personale, ma cercheremo di rivedere il nostro modo di lavorare, i nostri procedimenti, i nostri processi amministrativi, in modo da renderli più efficienti, più moderni, più smart, più facilmente raggiungibili per i nostri cittadini. Progetto nel quale i partner, i due comuni, vengono accompagnati nello sviluppo di una cultura digitale al fine di consolidare in modo stabile ed efficiente i piani di smart working adottati nel corso dell'emergenza sanitaria. Obiettivi che tengono conto della componente umana a cui sono rivolti complessivamente i 36 dipendenti pubblici, destinatari che occupano diversi ruoli operativi e manageriali, per i quali è stato identificato un fabbisogno formativo legato al potenziamento delle competenze digitali e allo sviluppo di competenze relative all'organizzazione agile del lavoro.